Futuro incerto, appena arrivate al Napoli notizie urgenti. 3 club inglesi hanno contattato il Napoli interessati a un loro giocatore. Vedi ulteriori dettagli di seguito. Prima di allora, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere nessun dettaglio di questa trattativa. Qual è il futuro di Victor Osimhen? È ancora troppo presto per dirlo, nonostante il desiderio di tutti per la sua permanenza al Napoli. Ne ha parlato nell'edizione online del Mattino, riassumendo i possibili club interessati, soprattutto dalla Premier League, cioè dall'Inghilterra. Vediamo i dettagli. Lascia sempre il tuo mi piace per YouTube per raccomandare sempre altre novità come questa. Il faccia a faccia di 3 giorni fa tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Osimhen, ha aperto la trattativa per l'attaccante nigeriano. Nelle ultime ore, secondo The Mirror, il Liverpool avrebbe contattato l'entourage dell'attaccante azzurro per un incontro, che poi avrebbero fatto con altri 2 club interessati al calciatore, Chelsea e Manchester United. Il Napoli ha fissato il prezzo. Un'offerta superiore ai 150 euro farebbe dire di sì agli azzurri e allontanerebbe Osimhen da Rudy Garcia. Ma chi va oltre questa cifra? Lo scopo di questi incontri è capire la fattibilità dell'affare con l'entourage del giocatore, la volontà del Napoli e la possibilità di negoziarne il valore. Osimhen direbbe sì alla Premier League, ma il valore stabilito dal club azzurro sarebbe il terzo più alto nella storia del calcio. E i tifosi? Dove pensi che sta andando l'attacco? Vorresti che continua a Napoli? Lascia la tua opinione nei commenti.